Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Ti seguo i titoli più importanti del pomeriggio. Se il buongiorno si vede dal mattino, di certo il debutto del ponte sullo Stretto non è dei migliori. Arrivano i primi intoppi sul progetto, in cui sono stati individuati ben 68 rilievi che inevitabilmente rallenteranno l'apertura dei cantieri. Passiamo alla cronaca con una nuova tragedia in mare. Sono 60 i migranti morti nel viaggio dalla Libia alla Sicilia. Si riaccendono i riflettori anche sul decreto Cutro. La Corte di Giustizia europea ha respinto la procedura d'urgenza. Ci spostiamo nel Catanese, dove sono finiti in manette i due autori di furti di auto degli ultimi mesi a Giarre e Riposto. Uno degli arrestati era stato beccato il giorno prima da Ciriale per un altro episodio simile. Resta ai domiciliari Paola Pepe, la donna accusata di aver ucciso la prozia di 80 anni per appropriarsi della sua eredità, respinta la richiesta del difensore. Chiudiamo con il meteo, continua l'ondata di bel tempo in Sicilia, anche domani le previsioni restano simili a quelle dei giorni precedenti. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.